Il giorno tanto atteso per la città di Musile di Piave è finalmente giunto. Durante la giornata dell'Immacolata è stato infatti inaugurato il nuovo centro culturale Bressani-Sicher, nella ex scuola della città, al cui interno è stato riservato uno spazio apposito per la nuova biblioteca della città e un centro culturale polivalente. La struttura è dotata di molteplici spazi dedicati a stazioni Wi-Fi, sale di lettura e consultazioni dei libri. In scenari dove la valorizzazione della cultura e la sua diffusione non sono dei migliori, la realizzazione di una nuova struttura interamente dedicata ad essa è da considerarsi ad esempio e testimonia la volontà di cambiamento di un paese che troppe volte ha subito tagli e restrizioni, per quella che viene a considerarsi il biglietto da visita con gli altri paesi, la valorizzazione del sapere. Il centro culturale polivalente, infatti i ragazzi e anche le altre persone possono venire sia per leggere i giornali che per partecipare a vedere, controllare le cose che facciamo in collaborazione con la Regione, per esempio le postazioni multimediali che sono a disposizione di tutti. Poi ovviamente c'è la sala polivalente che già oggi, per dire, ho ricevuto 4 richieste per presentare dei lavori eseguiti dai nostri cittadini, alcuni per poesie, alcuni per libri e altri 2 per sculture. Quindi penso che possa essere interessante anche far vedere le potenzialità che hanno i nostri cittadini con le loro attività artistiche, che siano di carattere professionale o anche solo dilettantistico. A ufficializzare l'inaugurazione della struttura il sindaco Gianluca Forcolin, soddisfatto della riuscita del progetto che si è concluso in maniera positiva nonostante le diverse circostanze non favorevoli, quali il fallimento della ditta che si era aggiudicata l'appalto, ma la volontà e la realizzazione dello stabile ha permesso il mantenimento dei lavori attraverso l'impegno delle ditte locali. Sì, è un giorno storico, l'abbiamo detto nei nostri interventi di apertura, è un giorno storico per Musile, per questa comunità, un centro culturale che viene oggi consegnato ai cittadini di Musile, è un centro culturale che può avere, sicuramente avrà un'attività importante da parte delle scuole, quindi con la collaborazione fattiva che abbiamo con l'Istituto Comprensivo Enrico Toti, ma soprattutto con le associazioni culturali del territorio. Ci sarà nuova linfa, nuove possibilità di inserire iniziative e cultura a 360 gradi per questo territorio, per cui ci sono tutte le condizioni per renderlo operativo e per farlo funzionare al massimo. Dicevamo, non è solo un centro culturale e una biblioteca di Musile, ma è quello di un territorio intero che oggi appunto ha la possibilità attraverso la cultura di dare nuovi impulsi, sicuramente nuovi impegni anche per le nuove generazioni, mettendo a disposizione spazi adeguati e consoni a quella che è poi la vera attività didattica da una parte e culturale dall'altra. Il Comune, in vista dell'evento tanto atteso, ha così deciso di predisporre un intero mese di iniziative e appuntamenti, primo dei quali si è realizzato con la partecipazione degli studenti delle scuole medie di Musile, che hanno dato vita a una vera catena umana per il possibile trasferimento dei libri dalla vecchia alla nuova biblioteca. Una giornata di festa per tutta la città, che ha visto l'unione di 2 importanti eventi, il taglio del nastro per l'inizio di una nuova identità autonoma culturale e l'inizio delle feste natalizie, attraverso l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Libertà, con il contributo avvenuto il giorno precedente da piccoli aiutanti, che hanno confezionato regali per addobbare l'albero natalizio della propria città.